Un'oasi, un incanto della pedemontana veronese, tra pievi silenziose, borghi in pietra, scalpellini operosi e vigneti straordinari. La Valpolicella, la terra dell'amarone e del marmo. E ci sono volute gambe di marmo per pedalare tra questi gioielli disseminati in un saliscendi continuo. Per fortuna il nostro è un percorso a tappe. Con la mongolfiera la fatica la vedevo solo dall'alto però. Sant'Ambrogio, un borgo dove ci si alza presto e ci si saluta con una tazza di caffè. Provo? Somiglia. Provo? Vediamo se ti dico la verità. Ti avevo sempre detto che bisogna dire la verità, che bugie e gambe curte. Vai! Le gambe curte. Vai! Buongiorno. Siete stanchi? Scusami, mi dove che mi sento? Prego. Si accomodi. No per niente, ma manca Ria. Dovrebbe tornare un po' più tardi, che magari la troviamo pronta. Buongiorno. Buongiorno. Stufo, eh? Mamma mia, che salite, oh. Dove siamo? Buongiorno. Buongiorno. Dove siamo? Dove siamo? Posto? Dove Qui siamo siamo? a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Valpolicella, buona. Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio di Valpolicella. Zona Borgo, bellissimo, avete visto? Bellissimo. Fatica però. È la salita alla discesa, una va, una viene, giustamente. Ma io cosa ce ne devo fare? Allora io faccio il restauro, impagliature sedi, restauro mobili, è una vecchia attività. Restaura robe antiche. E ora sta attento alle posta apposta a partire, Migio. È un restauratore. Troviamo in una delle cave tipiche della zona dove si estrae principalmente il cosiddetto rosso Verona. In Nembro possiamo anche cavare del giallo. Chi ha conoscenza dei nostri materiali li può vedere tranquillamente in tutte le chiese anche storiche. Parliamo di chiese che possono avere anche 500, 600 anni, forse anche 1000, troviamo qualche pezzo di rosso Verona. Ricordiamoci che proviene da tutta questa zona, questa piccola collina in cui i nostri scarpellini cavavano e poi andavano anche a posare il marmo nelle varie, soprattutto diciamo, chiese o monumenti dell'epoca.
Siamo all'interno di una pieve longobarda edificata sul colle qua di San Giorgio Valpolicella e datata dagli storici dal VII al X-XI secolo. Ecco, è definita pieve longobardo-romanica e la caratteristica che rimane così a prima vista è questo edificio costruito totalmente con pietre del luogo. Come testimonianza importante, fondamentale, è il ciborio di Mastro Urso nel periodo del Prando, edificato nel 712 d.C. Questa chiesa è biabsidale con 3 navate, l'abside orientale e l'abside occidentale, e importante secondo noi è questa ara pagana qua dedicata al Sole e alla Luna, perché questo edificio è stato costruito su un tempio precedente, un tempio pagano. Sant'Ambrogio e la frazione di San Giorgio sono i paesi degli Scalpellini. I santi coronati sono i loro patroni. Adiacente alla pieve che abbiamo appena visitato troviamo questo piccolo museo archeologico, un piccolo museo voluto dalla Proloco ancora 20 anni fa e conserva in modo particolare testimonianze arusnate. Gli arusnate sono un popolo, i primi abitanti della Valpolicella. Altra caratteristica di questo antico borgo di San Giorgio Valpolicella in Gana Poltron sono le cantine interamente scavate nelle rocce. Sono case che testimoniano una testimonianza del 500, 600, 700.